Sposello, Natale, Pasqua, la Befana, è un appuntamento fisso annuale. La canzone in assoluto che ti ha segnato? Ma io direi Giorgia, come saprei, che è stata veramente una canzone fatta da uno dei più puri talenti che la canzone italiana ha espresso negli ultimi anni. Enrico Brignano, allora presente, il meglio d'Italia, si esprime a Sanremo anche al festival? Certo, e quello è il meglio d'Italia, fiore all'occhiello, insomma, della nostra musica nazionale e internazionale, soprattutto siamo in Eurovisione, mica per scherzo. La canzone che mi ha segnato di più, è vero, lo voglio dire, lo so. È Ranieri, perdere l'amore, adesso andate via, bisognerebbe dirlo al Parlamento, e adesso vabbè, comunque. Ecco, c'è un gruppo di fan di Marco Mengoni. Stanno chiamando me? Sì, credo proprio di sì, si ricordano che hai vinto l'anno scorso. Sì, ero qui l'anno scorso, infatti sto più qua che a casa mia dai miei, infatti mi uccideranno, credo. La canzone è tua che ha segnato la tua vita del festival. Io sarò banale, ma la mia. Sì. L'essenziale, come no. Quando il mondo cade a pezzi, vai? Io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a tutti noi e spero che ci sia tutta questa, diciamo, arcobaleno che verrà dopo questa tempesta qui in Italia. Grazie, buon lavoro, che la serata è lunga anche per voi.